La base era un garage a Ceggia, è qui che nascondeva la rifurtiva Rolex, gioielli come bracciali, collane, anelli di pregio, ma anche tablet, biciclette e attrezzi edili. È stato individuato e fermato dagli uomini della squadra mobile trevigiana. La base era un garage a Ceggia, è qui che nascondeva la rifurtiva Rolex, gioielli come bracciali, collane, anelli di pregio, ma anche tablet, biciclette e attrezzi edili. È stato individuato e fermato dagli uomini della squadra mobile trevigiana il ladro responsabile di numerosi furti fra le province di Treviso e Venezia. L'uomo, un quarantenne albanese senza fissa dimora ma conosciuto alle forze dell'ordine, con tutta probabilità non agiva da solo ed ora è caccia al complice. L'operazione è scattata dopo il ritrovamento di un'auto abbandonata nelle campagne di Povegliano. Qui gli investigatori avevano trovato un'impronta digitale fondamentale poi per le indagini ed uno scontrino di un bar. Dalla macchina erano stati visti fuggire due malviventi. Dopo mesi di ricerche la polizia è riuscita a mettere le mani su uno dei ladri. La merce era nascosta sia in un garage che in un'ex caserma militare abbandonata. Numerosi sarebbero i furti messi a segno nel trevigiano e nel veneziano, e in particolare a Eraclea e Caorle. L'attività che svolgeva questo soggetto verosimilmente insieme ad altri complici appunto era incentrata prevalentemente sui furti in appartamento, ma non disdegnavano anche di derubare turisti e quindi accolti in strutture ricettive della zona. La polizia chiede ai cittadini che hanno subito dei furti di controllare la merce sequestrata e di rivolgersi alla questura.